Nel cuore di un piccolo villaggio, avvolto da campi e cieli azzurri, nacque una bambina speciale. Clelia era il suo nome. Fin da piccola, Clelia mostrava un cuore grande e una dolcezza che illuminava ogni angolo della sua casa. Figlia di contadini semplici, cresceva tra il profumo del grano e le melodie della natura, imparando l'amore per la terra e per la vita. Clelia non era come gli altri bambini. C'era qualcosa in lei, una luce speciale che brillava nei suoi occhi. Amava ascoltare le storie del Vangelo e ogni parola sembrava risuonare nel suo cuore come una melodia celestiale. Crescendo, divenne parte di un gruppo di giovani catechisti chiamati operai della dottrina cristiana. Qui, tra canti e preghiere, Clelia trovò il suo posto, sentendo nel cuore un richiamo a fare del bene. Un giorno, insieme a poche compagne, Clelia decise di vivere una vita raccolta, dedicata agli altri. Si riunirono in una casa modesta chiamata Casa del Maestro e iniziarono a insegnare il catechismo ai giovani del villaggio. Aiutavano i poveri, curavano i malati e in ogni gesto mettevano tutto l'amore che avevano. Clelia, con il suo sorriso e la sua gentilezza, divenne presto la guida di questo piccolo gruppo. Tutti la chiamavano madre e lei, con umiltà, accoglieva questo titolo come un dono. Ma la vita di Clelia fu breve. A soli 23 anni, il suo corpo fragile non poteva più contenere l'immensa luce del suo spirito. Sul letto di morte, con un filo di voce, Clelia pronunciò parole che rimasero nel cuore di chi le era vicino. Me ne vado in paradiso e tutte le sorelle che moriranno nella nostra famiglia avranno la vita eterna. Con queste parole, Clelia anticipò la nascita della congregazione delle suore minime dell'Addolorata, un sogno che divenne realtà pochi anni dopo. Clelia lasciò questo mondo, ma il suo spirito continuò a vivere nei cuori di chi l'aveva amata. La sua vita, breve ma intensa, fu un faro di speranza e di amore per tutti. E anche se il tempo passò, il ricordo di Clelia rimase vivo, ispirando generazioni di donne a seguire il suo esempio. Molti anni dopo, il mondo riconobbe la santità di questa giovane donna. Clelia fu beatificata e poi canonizzata, diventando una santa della Chiesa cattolica. Ma per chi la conobbe, Clelia era sempre stata una santa, un angelo tra gli uomini, un esempio di amore e di dedizione. La storia di Clelia è una storia di luce, di amore e di speranza. È la storia di una giovane che, con la sua vita semplice e il suo cuore puro, riuscì a cambiare il mondo intorno a lei. E oggi, ancora, il suo spirito continua a brillare, guidando i passi di chi cerca la strada verso il bene e la verità. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.